Ok? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ok. Quanto bello stare insieme qua con la Chiesa, adorare, lodare il nostro Dio. E io vi porto una bella notizia. Qual è la bella notizia? Dio ti ama. State pensando che era sul caldo che è finito, no? Ma quanto è bello sapere che Dio ti ama e siamo qua per offrire un culto a Lui, solo a Lui. O centro di questa storia, o centro di questo momento è Lui, è Dio, e siamo qua per esultare da noi stessi, siamo qua per vivere per Lui. Per Lui sono tutte le cose, è per Lui, e in questo modo possiamo vivere in modo molto intenso questo culto. Che tu possa oggi aprire il tuo cuore, e è quanto bello stare o a casa, o qui assieme, offrendo un culto a quello che merita tutta la nostra lode e la nostra adorazione. Abbiamo fatto la battuta settimana scorsa che sarebbe l'ultima domenica calda, oggi è un po' più tranquillo, no? Che era qua ieri sera ha sopportato, abbiamo perso 5 kg ciascuno, no? Ma oggi, grazie a Dio, già ci sentiamo un po' meglio e fa parte della vita. Ma qui la persona più importante è Lui. Possiamo chiudere i nostri occhi? Possiamo pregare? Vogliamo oggi camminare con la Chiesa di Berea. Loro erano più nobili perché loro esaminavano la parola. Volevano conoscere la parola, volevano studiare la parola. E che noi possiamo pensare nella nostra vita anche in questo senso. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Nostro Padre, quanto importante, quanto prezioso, quanto bello essere Chiesa, stare insieme uno agli altri qua, oh Padre, e avere questa sfida di lodarti, adorarti, consacrarsi a te. Questo culto è per te. E quanto è bello, Padre, stare insieme con i fratelli e sorelle, condividendo, parlando, ascoltando, piangendo, sorridendo. E questa è una famiglia, è la tua Chiesa, Padre, che si raduna. E vogliamo, Padre, questa mattina vivere questa esperienza di fede, questa esperienza con te, in te. Questa esperienza dove tu sei l'unico e vero Dio. Questa esperienza, Padre, di sentire lo Spirito Santo in mezzo a noi. Sentire la tua presenza. E che lo Spirito Santo, Padre, possa avere la libertà nei nostri cuori. La libertà di usare le nostre vite. La libertà di rivelare quello che è tuo. E possiamo, Padre, vivere questa esperienza sotto la tua guida. Benedici, oh Padre, ogni cosa che viveremo qua. Questo culto è solo per te. Noi adoriamo a te e vogliamo vivere questo culto, Padre, in modo molto speciale, una esperienza viva con te. Vogliamo adorarti, oh Padre. Siamo riuniti qua per questo. Viviamo questa esperienza per te e è per questo. Questo culto, Padre, è la nostra consegna a te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Já dato un abbraccio alla persona al tuo fianco? Sì o no? Penso di sì, no? Ma che tu possa sfidare la persona che è vicino a te. Adoriamo, offriamo questo culto al nostro Dio e vogliamo iniziare questo culto in adorazione a Lui. Cantiamo e adoriamo. Battiamo le nostre mani. Insieme a Re, ci chiniamo e adoriamo Gesù. Siamo forti soltanto in Lui, eccesso, maestoso egli è.
insieme cantiamo, e insieme cantiamo. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore. Cantiamo la prossima canzone. Il pastore ha detto che parlerà di una chiesa che cercherà sempre di, che cerca sempre di, che ha cercato sempre di più il Signore, che voleva conoscerlo sempre di più, e quindi vorrei che in questa ottica potessimo cantare la prossima canzone, che si chiama Più io ti cerco. Se ve lo sentite, lasciatevi andare, chiudete i vostri occhi e donate la vostra vera adorazione al Signore. Adorate il Signore. Adoriamo il Signore come un unico popolo in questo momento, e uno dei motivi per cui più mi piace la lode è proprio che quando lo Spirito Santo è con noi e tutto fluisce, sembra di essere in paradiso, senti una voce unica che canta. Non parlo di noi voci, parlo di voi Chiesa. È bellissimo sentire la Chiesa cantare, è bellissimo sentire l'unione dell'adorazione al Signore. E quindi mi piacerebbe vivere questo momento con voi questa mattina e con il nostro Signore, ovviamente. Quindi cantiamo. Più io ti cerco e più ti trovo. Più io sto con te e più ti amo. Più io ti cerco e più ti trovo. Più io sto con te e più ti amo. Ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amor, va oltre ogni mia idea. La tua pace in me e mi avvolge. Cercate il Signore in questo momento. Più io ti cerco e più ti trovo. Più io sto con te e più ti amo. Più io ti cerco e più ti trovo. Più io sto con te e più ti amo. Ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amor, va oltre ogni mia idea. La tua pace in me e mi
potessimo cantare una volta solo la Chiesa questa parte. Io starò Un'altra volta, solo la Chiesa, alzate la vostra adorazione a Dio. la tua bocca, berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amor, va oltre ogni mia idea, la tua pace in me è il mio Ancora. ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amor, va oltre ogni mia idea, la tua pace in me è mia pace. Vedete com'è bello cantare in unisono, cantare tutti insieme. Non importa quello che poi viene ai nostri occhi perfetto o meno. Io sono sicura che questa lode piaccia a Dio, sono sicura che questa lode abbia portato noi a sentire di più la presenza del Signore. E vorrei che continuassimo così questa mattina, a ricercare Dio, a cercare di conoscerlo, perché Lui ha tanto da darci, ha tanto da insegnarci. Ancora non ne ho idea, però io Dio me lo immagino davvero pieno di cose e benedizioni da darci, che sta soltanto aspettando di essere desiderato da noi. Molte volte magari viviamo la nostra vita lamentandoci, giudicando e ci dimentichiamo di quello che Dio è, della sua presenza, di quello che Lui può fare per le nostre vite, di tutta la forza che Lui ci ha già dato in passato per vincere le battaglie. E non so perché succeda, o meglio, sembra che non sappiamo il perché succedano queste cose, ma il nemico è sempre pronto a toglierci i ricordi che abbiamo con il Signore. Ma il bello è che Dio non ha paura di ripetersi, Dio non ha paura di tornare da te e dirti 100 volte la stessa cosa, perché ti ama, come ha detto il pastore prima, ti ama e sei suo figlio. Quale padre abbandonerebbe il proprio figlio? Dio ci ama profondamente, intensamente e è indescrivibile. Io non saprei descriverlo a parole quello che Dio è. Il bello è che ognuno di noi ha la propria esperienza personale del Signore, ma Dio è unico e in qualche modo riusciamo a capirci tra di noi in quello che proviamo. Nella prossima canzone canteremo Tu sei la forza, nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza in un mondo che è senza certezze. Non so se avete notato, ma il mondo sta andando sempre peggio, lo diciamo sempre. E dall'altro lato noi cristiani dobbiamo essere felici di questo, perché è quello che la Bibbia scrive, il mondo andrà sempre peggio. E questo vuol dire soltanto che Gesù sta arrivando e sta tornando. E a me dispiace per quelli che sono fuori, che ancora non hanno ricevuto il Signore. Ed è compito nostro non perdere questa opportunità di parlare di Dio alle persone. È compito nostro evangelizzare, è compito nostro portare Dio nella vita degli altri. E molte volte ci cervelliamo pensando che servano chissà quante cose, ma basta la nostra testimonianza di vita. Perché noi siamo diversi, abbiamo lo Spirito Santo e non ce ne rendiamo conto, ma siamo diversi e le persone lo vedono. Quindi facciamoci usare, ricordiamoci
ritorniamo alla vera adorazione, cantiamo questo prossimo cantico, ricordandoci di tutto quello che Dio ha fatto per noi, e chiediamo a Lui quello che, in quali aree della nostra vita vuole che ci rafforziamo, vuole darci forza, vuole darci sostegno e vuole che modifichiamo. Cantiamo. Per me le mie battaglie, proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Ricordatevi che se Gesù è con voi, chi sarà contro di voi? Se Dio è dalla vostra parte, chi è contro di voi che può vincere? Nessuno. Noi con Dio vinceremo. Ogni battaglia che avete in mente la vinceremo. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro
Amen. Ok, allora per concludere questo momento di adorazione cantiamo Sono nato per adorare, perché la nostra natura, oltre a essere quella peccaminosa, è quella di adorare il Signore in qualsiasi modo, non soltanto suonando, cantando, ma ci sono moltissimi modi per adorare Dio. E il nostro spirito desidera, anela adorare il Signore. Il nostro essere vuole adorare Dio, è il nostro creatore, è il nostro Padre. E quindi buttiamo fuori questa voglia di adorare, che molte volte reprimiamo, magari teniamo, come si dice? Teniamo il nostro pianto, teniamo le lacrime, le asciughiamo subito per far sì che non si vedano, ma liberatevi, lasciate, spezzate tutto, cantate, adorate il Signore, perché quelli sono i momenti in cui ci lasciamo così, quando ci lasciamo andare così, sono i momenti in cui Dio ci parla, sono i momenti in cui Dio dice ok, adesso voglio dirti qualcosa, e molte volte basta semplicemente che noi ci lasciamo andare, facciamo crollare tutte le barriere e Lui parla con noi. Quindi se questa mattina volete ricevere qualcosa da Dio, lasciate da parte la settimana, lasciate da parte tutto quello che è successo che vi allontana da Dio, buttate giù tutto, dimenticatelo alla porta, perché questa è la casa di Dio. Adoriamo il Signore col cuore totalmente aperto a Lui, lasciamo che Lui ci parli. Preghiera non è solo parlare con il Signore, è ascoltare la sua risposta. Quindi preghiamo e adoriamo Dio in questo momento. Sono nato per adorare.
Signore, questa lode è tua, Padre, questa chiesa è tua, Signore, questa adorazione, Padre, è tua, è a te. È a te che vogliamo cercare questa mattina, Padre. È da te che vogliamo ricevere le risposte che risolveranno i nostri problemi, Signore. Molte volte cerchiamo di arrangiarci da soli, ma facciamo soltanto più confusione. E solo tu puoi aiutarci, solo tu puoi riempire i vari vuoti che ci sono nel nostro cuore, Signore. Solo tu puoi sanare tutte le nostre ferite, Padre. E sono sicura che questa mattina la Chiesa è piena di adoratori, è piena di tuoi figli che ti cercano, che magari finalmente, dopo tanto tempo, hanno deciso di aprire il loro cuore a te, Signore. E allora ti chiedo, Padre, di poter parlare a loro questa mattina. Abbracciali e dagli tutto l'affetto che magari non sentono da un po' di tempo, perché magari si sono allontanati da te, Signore. Dai questo abbraccio caloroso ai tuoi figli, Padre. Ti ringrazio, Signore, per questa mattina, ti ringrazio per la tua presenza qui oggi, Signore. Ti chiedo che tu possa benedire la vita del Pastor Caio che porterà la parola, Signore, che possa essere tu a parlare, che tu davvero possa usare la sua vita per poter parlare a tantissime persone, per poter dire le parole giuste alle persone che ne hanno bisogno, Signore. E io ti ringrazio nuovamente per ogni tuo figlio qui oggi, benedici le loro vite, non so cosa stanno affrontando, Signore, ma ti chiedo di aiutarli, di manifestarti nelle loro vite, perché tu sei già accanto a loro, Signore. Molte volte siamo noi che ci dimentichiamo o non ti vediamo, Signore, ma tu sei accanto ad ognuno di noi, in ogni momento, Padre. Manifestati nelle loro vite, che loro possano essere guariti, che loro possano davvero portare tutti i loro pesi ai piedi della tua croce, Signore, perché tu ci hai già liberato di tutto, grazie a Gesù, Signore. Gesù è morto su quella croce, ci ha liberato già di tutto. Molte volte portiamo pesi inutili, perché sono pesi che non esistono, Padre, perché Gesù ha già fatto tutto per noi. E io ti ringrazio per la vita di Gesù, Padre, per tutta la forza che ha dovuto avere per morire per ognuno di noi. Ti ringrazio infinitamente, Padre. Ripeto, questa Chiesa è tua, Signore. E io ti chiedo tutto nel nome di Gesù, Padre. Amen. Potete sedervi. Amém? Quanto è bello adorare il nostro Dio e riconoscere. Tu sei nato per adorare, nós siamo nati per adorare. La nostra vita só c'è una ragione quando stiamo adorando il nostro Dio. E quanto è bello vedere questo e sapere che Dio è la nostra forza e quando Lui è con noi, nulla può distruggere tutto quello che Dio sta facendo tramite la nostra vita e nella sua opera. E nós stiamo camminando nel libro dei Atti, nós stiamo arrivando al capitolo 17, já abbiamo predicato anche il 18, ma c'era, come facciamo una predica a Belluno, a Conegliano, a Padova, per cercare di non perdere il senso di organizzare tutte le prediche. Oggi stiamo finendo la parte del capitolo 17 di Atti, quando Paolo arriva a una piccola città che non era tanto importante come Tessalonica, Atena, Corinto, ma arriva a una città che si chiama Bereia. Boh, come è scritto quello là? Computer, faccio nel mio computer, arrivo nell'altro computer e cambia un po'. Ok? E Paolo arriva alla città di Bereia, ci sono delle cose molto interessanti lì. Leggiamo il brano, Atti 17, 10 a 12, dopo versetto 14. Ai, oggi? Ok. Avete percepito perché ho parlato domenica scorsa che dobbiamo comprare un nuovo computer? E non è solo per la proiezione, anche per la parte online. Se tu vuoi fare un'offerta, per favore, potete parlare, fare l'offerta, scrivi sulla busta, offerta, computer, culto online. Se tu sei a casa, fa un bonifico con questo, perché dobbiamo migliorare questa parte e i nostri computer non funzionano. Eu stavo pensando, se 100 persone danno 10 euro ciascuno, wow, già possiamo sistemare tutte le cose, ok? In 2 mesi. Così, se tu vuoi fare un'offerta, potete parlare con il pastore, ma prende la busta e già fare questa offerta, perché dobbiamo migliorare la nostra parte informatica qua, ok?
Atti 17, 10 a 12, versetto 14. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Bereia, ed essi appena giunti si recarono nella sinagoga dei Giudei. Ora questi erano dei sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Molti di loro dunque credettero e così pure un gran numero di nobili donne greche e di uomini. Versetto 13 parla quando loro c'è un gruppo che esce da Tessalonica che va a Bereia per perseguitare Paulo. E il versetto 14. I fratelli allora fecero subito partire Paulo, conducendolo fino al mare, ma Sila e Timoteo rimasero ancora lì. Nosso Padre, noi vogliamo condividere, ascoltare e sentire quello che lo Spirito Santo vuole rivelare a noi. E che possiamo in questa mattina, Padre, vivere questa esperienza con te. La tua parola nella nostra storia, nella nostra vita, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Qual è la caratteristica più bella di questa città, di questa comunità? Qual era? Ospitalità? L'altra? Buongiorno, avete passato al bar e avete preso un caffè? Tutto bene? Qual è l'altra caratteristica interessante? Frequentava la chiesa lì, la comunità? Ma c'era una. C'era un sentimento nobile. E dove era questo sentimento nobile? Perché? Aveva un sentimento nobile. Perché? Perché? Esaminavano le scritture ogni giorno e conferivano se tutte le prediche, tutti gli insegnamenti erano basati sulla parola. Ossia, loro avevano la parola come la grande autorità. E è interessante quando vediamo la storia di Paolo, di Sila, di Barnaba, loro uscivano di una città, entravano in l'altra città, e dove loro andavano di solito? Nelle sinagoghe. E è interessante, loro andavano in sinagoga perché di là loro potevano parlare e insegnare, là loro potevano parlare della parola e confrontare la parola dell'Antico Testamento per noi oggi con tutta la storia di Cristo Gesù e collegare l'Antico Testamento alla storia di Gesù. E novamente Paolo e Sila si dirigono e si recarono nella sinagoga dei Giudei. Loro non avevano nessuna discriminazione dove entravano, era importante perché loro volevano predicare la parola, ma loro sapevano che entrando in una sinagoga dei giudei e parlando di Gesù, quali sarebbero le conseguenze? La persecuzione. Loro sapevano, perciò è molto interessante che loro sapevano che dovevano fare questo, ma sapevano delle conseguenze. E tante volte noi non misuriamo le conseguenze dei nostri atti. Ma tante volte noi dobbiamo sapere che le conseguenze della persecuzione, perché sto predicando la parola, è bella e è importante nella nostra storia. Perciò loro obiettivo era andare in un luogo dove potesse comunicare la parola, portare alla gente alla conoscenza di Cristo Gesù e parlare delle profezie del Signore in modo che l'Antico Testamento potesse essere conosciuto, che si adempie nella persona di Cristo, le profezie si adempiono in Cristo e o Messia Cristo già era arrivato. E era questo l'insegnamento di Paolo. Perciò Bereia aveva un sentimento nobile perché la gente esaminava la scrittura. La gente ascoltava, ma esaminava se quella storia del Messia, di Cristo, era come tutto Paolo stava insegnando nell'Antico Testamento. Perciò che la scrittura per loro e la testemunhanza di Gesù doveva essere collegati. Quando noi facciamo un studio biblico, non è l'opinione delle persone che valgono. Quando facciamo un studio biblico, è la parola del Signore e la testemunhanza che devem essere collegati. E tante volte noi diamo tante volte a quella frase, nella mia opinione è che... Per loro non era la mia opinione.
se questa testimonianza di Cristo, o Messia, è collegato con la Scrittura, io accetto. Perciò loro erano nobili perché collegavano l'insegnamento di Paolo e di Sila con quello che già era nella Scrittura. E basato su quello che era nella Scrittura, adesso sì c'era l'autorità della parola che trasformava quella gente e loro avevano dei sentimenti più nobili. Perciò non era l'opinione che era importante, ma l'autorità della parola. Perciò quello che è importante in questo punto, il primo punto, è che loro ricevevano la parola con premura. E che cosa è premura? Che cosa significa questa parola? Attenzione, sollecitudine, entusiasmo, zelo. Ossia, loro prendevano questa parola, esaminavano questa parola e cercarono di vedere se era proprio questa. Perciò la parola del Signore deve diventare nella nostra vita un zelo, deve diventare nella nostra vita un'attenzione, una solitudine, deve diventare nella nostra vita un'importanza molto grande. È la parola del Signore che deve essere l'autorità della nostra storia. Hoje nós vivemos na sociedade cristiana que invece de vivere la parola del Signore, preferiscono vivere delle belle frasi, no? E quando noi cominciamo a guardare i social, no? C'è una bella frase che dice questo e pubblica quella frase. C'è una bella frase che dice... E sono delle belle frasi. Ma la vita di un cristiano non sono le belle frasi. La vita di un cristiano è l'autorità e la potenza della parola del Signore. Quando Gesù è andato nel deserto, lui ha sconfitto il nemico tramite la parola e lo Spirito Santo. Io non posso perdere l'autorità della parola e portare la parola del Signore allo stesso livello delle belle frasi che questo mondo ci insegna. E ci sono delle belle frasi. Ma le belle frasi non cambiano la mia vita. Le belle frasi non hanno la potenza di trasformare la mia vita. Quello che trasforma e cambia la mia vita è la parola del Signore. Io non posso sostituire i miei pensieri, i miei stili di vita basato sulla conoscenza delle belle frasi, delle filosofie umane. L'autorità è nella parola del Signore. Perciò tante volte comincio a preoccuparmi dei cristiani che prendono le decisioni senza la conoscenza della parola del Signore. Due domande. Come sta la tua lettura biblica? Numero 2. Questa lettura biblica cambia la tua storia, la tua vita o no? Io devo leggere la parola, ma mentre io leggo la parola, io devo passare per il processo di trasformazione. O Caio che legge la parola oggi non può continuare a essere lo stesso Caio dopo. Qualcosa la parola deve produrre trasformazioni nella mia vita e nella mia storia. Perciò le belle frasi non hanno valore. La potenza della parola ha dei valori. È la potenza della parola che trasforma la gente. Noi non possiamo trasformare la parola del Signore. La parola del Signore trasforma la mia vita. La parola del Signore ha il potere per trasformare la nostra storia. Noi oggi stiamo vivendo e perdendo il senso della potenza e l'autorità della parola di trasformare la nostra vita. Loro avevano premura, attenzione, impegno, sforzo, diligenza con la parola di Dio. Avere desiderio, premura per la parola di Dio significa amare la propria vita. Terza domanda. Tu ti senti perfetto o no? Tu ti senti, io sono così? Tu ti senti già che sei arrivato alla perfezione? Magari. E tante volte nella nostra testa noi ci sentiamo, ma io non parlo questo, no, chi sono io per dire questo? Noi siamo imperfetti, completamente, posso dirvi, nell'abbandono ancora dei nostri piaceri e abbiamo bisogno di un'autorità su di noi che cambia la nostra vita, è la parola. Perciò ogni giorno che io leggo la parola porta in me una trasformazione. E è questo che loro avevano, perciò che loro erano nobili. Perciò il nostro sogno è che questa chiesa sia una chiesa nobile. Ma non è nobile per essere grande e bella, nobile perché studia, conosce la parola e vive delle trasformazioni che la parola produce.
Noi siamo peccatori che abbiamo bisogno di trasformazione. La premura è accettare questa parola come un modo di cambiare la mia vita. Quante volte noi usiamo la pala o quello attrezzo agricola, no? Questo testo qua è per mio fratello, questo testo è per la mia sorella, questo testo è per lui, per lei. Conoscete quell'altro attrezzo agricolo che si chiama la zappa? Questo è per me, e prende per me, e questo è per me, e porta per me. Io devo leggere la parola pensando nella mia vita, non nei miei fratelli, nelle mie sorelle. Ah, se lui fosse qua per ascoltare questo. No, sono io qua per essere trasformato. Loro erano nobili, perché loro ascoltavano questa parola con premura. C'è un testo in Efesini, io vi lascio questa sfida di leggere a casa Efesini capitolo 4. Emerson ha condiviso questo testo questa settimana no gruppo di preghiera. E proprio lì, quando stavo preparando questa mensagem, ho pensato, questo testo entra in questa storia. Leggete a casa dopo Efesini capitolo 4. E era questo che portava la trasformazione della nostra ignoranza a vivere una nuova esperienza con la fede. Eu dirò só qualche parte qua. Efesini 4, 17 e 32. Ah, ok, ottimo. Questo dunque io dico, attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che ha in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità ao suo prossimo. Chi rubava, non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. É um riassunto do capítulo 4 de Efesini. E quando eu estava leggendo questo capítulo qua e preparando questa mensagem qua della storia di Bereia, sembrava Paulo seduto lì ou em piedi, non so come lui stava insegnando, ma era Paulo dicendo, carissimi, Cristo Gesù, il Messia è arrivato e ha cominciato a insegnare, le bugiano dire la verità. Cristo Gesù ci ha insegnato, non rubate più, ma adesso cominciate a lavorare con le vostre mani, ma con fatica. Carissimo, esca dalla vostra bocca ogni parola con cattiveria, ma cominciate a parlare le parole che possono produrre edificazioni. Carissimi, via da voi ogni amarezza. E come vediamo lá em Ebrei, perché ogni amarezza, quando comincia a creare delle radici, produce un campo molto pericoloso che contagia tanti gli altri. Ma invece di creare amarezza, cominciate a perdonare. E così quella comunità di Bereia ascoltava questa parola e pensava a loro stessi, io non posso più dire nessuna bugia, io non posso mentire, io non posso più rubare, la mia bocca è per edificare, adesso io devo lavorare con fatica, lavoro con fatica e benedizione. Se tu arrivi a casa stanco dopo tanto lavoro, ringrazia Dio perché questa è benedizione, ok? Ossia, cominci a avere un cambiamento generale nella storia. Ma se qualcuno ti ha fatto un torto, non creare amarezza, ma cominciare a perdonare. E Paulo insegnava e parlava do perdono di Cristo, della grazia di Cristo, della trasformazione di Cristo, e la gente ascoltava questa parola, e questo è vero, perché questo principio già esisteva nell'Antico Testamento, e Cristo ci ha insegnato, questa parola eu posso esaminare, e adesso eu comincio a mettere in pratica. E é lì che comincia una trasformazione. Perciò il testo, questo di Efesini, comincia con una parola molto chiara: spogliarsi e rivestirsi. Io só posso cambiare quando eu tolgo de me stesso
tutta la mia malignità, tutti i miei peccati, e io comincio a rivestirmi di un nuovo. E è questa trasformazione nella vita di una persona. Quanto è bello quando vediamo una persona dopo tanto tempo, tanti anni, tanti mesi, e noi diciamo, wow, come quella persona è cambiata. E dopo scopriamo perché è cambiata. Perché ha conosciuto Gesù. Perché la parola stava producendo trasformazioni. E quella persona è cambiata. Io non posso continuare lo stesso di ieri e oggi. Quando la parola viene e produce trasformazioni nella mia vita. È essere nobili. È essere nobili qua. Perciò che Gesù già diceva in Giovanni 8,32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quando si ruba, tu sei libero. Quando tu dici qualche menzogna, tu sei libero. Quando tu hai amarezza no cuore, tu sei libero. Quando tu cominci a lavorare com fatica, tu sei libero. Quando tu cominci a perdonare, tu sei libero. Quando tu cominci a dire la verità, tu sei libero. Quando tu cominci a vivere la grazia di Dio, tu sei libero. Hai capito la differenza? Io sono libero, perché la verità sta trasformando la mia vita. Io sono una nuova criatura. Essere nobile. Perciò sicuramente Paulo stava insegnando la libertà in Cristo. E quella gente esaminava la Escritura, stava imparando e stava produzindo nella loro storia delle trasformazioni. Se tu vuoi essere nobile, basta una sola cosa. Quale? Examinar a Escritura e mettere em prática. Tu já hai percebido que mettere em prática a parola é um grande litígio com nós stessi? Perché la parola rivela quello che io non vorrei fare. Ma è lì che dimostra la mia sottomissione alla parola. Quanto è bello quando ascoltiamo le persone che dicono, pastore, io volevo questo, ma la parola mi ha detto l'altro. E io farò quello che la parola mi dice. E è questo. E che sia in questo modo. La pazzia della parola del Signore non c'è logica. Ma questa pazzia di Dio, che non c'è logica umana, trasforma la tua vita. Amém? Possiamo dire un amém, un alleluia alto suono? Amém, aleluia. E loro esaminava a Escritura, esaminando ogni giorno la Escritura per vedere se le cose stavano così. Perché la parola è autorità. Noi abbiamo bisogno di una fonte di autorità. Qual è la tua fonte di autorità? Qual è la tua fonte di autorità? Qualche uomo dirà, è la mia moglie a casa. Ok? Qual è la tua fonte di autorità? È la parola. È lì. Noi abbiamo la parola come la nostra fonte di autorità. E questa fonte di autorità non sono nelle persone. Abbiamo delle persone che sono nelle nostre autorità, un sindaco, un presidente, sono delle nostre autorità. Ma la fonte, la sorgente di autorità completa, quella che noi abbiamo, è la parola del Signore. E lo Spirito Santo che è in mezzo a noi, che è questo Dio presente con noi, prende la parola e rivela nel nostro cuore. O bello che lo Spirito Santo che è dentro di noi vede la parte di Caio che è ancora fragile, la vita di Caio che è ancora debole, e lo Spirito Santo comincia a rivelare nella parola, Caio, è qua, Caio, è qua. E Caio in quel momento che deve stare in sintonia con Dio, obbedisce alla parola, obbedisce a se stesso. Perciò in quel momento questa fonte, questa sorgente di autorità, e lo Spirito Santo si rivela, deve trasformare la mia vita. La fonte di autorità è la parola, e questa parola deve vedere le cose come sono. Io ce l'ho la capacità di avere discernimento, di vedere quello che c'è nella parola, conoscere la parola e vivere nella mia vita, la mia esperienza. Quando la fonte di autorità è la parola, io posso vivere adesso la sicurezza di quello che Dio si rivela a me. E il Signore si rivela a me. Perciò questa fonte di autorità, il Signore trasforma la mia vita come Lui desidera. I sogni e progetti del Signore sono sempre più alti di quello che tu stai sonhando e pensando nella tua vita.
Perciò il Signore si rivela per noi. E c'è una storia che noi conosciamo in Giosuè 1:8. Giosuè 1:8. Io penso, l'ultima parola, che cosa dice là? L'ultima parola. Tutti noi vogliamo prosperare, sì o no? Io vorrei prosperare. Eu vorrei essere un marito prospero, eu vorrei essere un pastore prospero, eu vorrei essere un fratello della mia sorella. Eu vorrei tutto quello che io vivo prosperare in tutto quello che faccio. Tutti noi vogliamo, no? È solo la ultima parola. Cioè, ci sono le altre parole prima. Ma per prosperare che cosa devo fare? Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora? Io vorrei prosperare, ma questa parola, per essere nobile, io devo meditare giorno e notte e di mettere in pratica. La chiesa, il gruppo là di Berea, era una comunità che leggeva la parola, aveva cura della parola e loro quando meditavano in questa parola cercavano di mettere in pratica. E che la tua esperienza sia questa. Lo Spirito Santo rivela quello che ho bisogno. E lo Spirito Santo comincia a rivelare. E comincia a creare dentro di te un conflitto. Ma quando comincio a mettere in pratica, io sono libero e io comincio a prosperare. Wow! Eu comincio a vivere una nuova esperienza. Questa parola di vita mi fa vivere non solo la vita dell'eternità, ma anche in questo mondo. Tante volte nós stiamo perdendo di vivere in questo mondo con libertà, con gioia, alegria, nonostante le difficoltà che viviamo. Quando questa parola mi insegna la grandezza del mio Dio, l'amore del mio Dio, wow! Io amo questa parola, perché mi insegna quello che io sono e mi insegna o quanto sono amato di Dio. E come Larissa ha detto adesso nella sua preghiera, nella sua meditazione, quando eu leggo questa parola, io percepisco quanto sono amato da Dio e che ha messo Cristo Gesù, suo Figlio, su quella croce e mi ha dato suo Figlio Gesù per morire per me. Io sono amato. E quando eu leggo in questa parola, inserisco nel mio cuore di sentirmi amato, la mia vita è diversa. Tu sei amato come tu sei. Non serve che tu cambi qualcosa per essere amato. Come tu sei amato da Dio. E Dio prova questo amore dando suo Figlio Gesù per morire per te. E è questa trasformazione e libertà. Perciò la mia vita adesso sarà trasformata quando io sento questo profondo amore. E la terza cosa che succede quando una persona vive la trasformazione della parola, la persona si converte. Tu já hai vissuto la prima conversione? Quando tu hai consegnato la tua vita a Gesù, dicendo, adesso è la mia resa, adesso basta, io consegno la mia vita a Gesù. Tu já hai vissuto questa esperienza? Só que não basta, não finisce lì. Já sono convertito, já ce l'ho l'eternità. Ma adesso la mia camminata con il Signore è di conversione in conversione. Di ravvedimento in ravvedimento, dove io mi ravvedo dei miei peccati e comincio a avere un nuovo stile di vita e io mi converto di quel vecchio stile e adesso io sono un nuovo stile di vita nuovo. Sono delle piccole conversioni nella mia vita. La mia grande conversione è quando Gesù è entrato nella mia storia. E dopo questa grande storia della mia grande conversione, comincia a venire delle piccole conversioni che mi portano alla santità. Ci sono tante persone che hanno paura di convertirsi perché ancora non si sentono pronto. Ho vissuto un anno questa storia, non mi sento pronto, non mi sento pronto, non mi sento pronto, non mi sento pronto. E da quando tu sentirai pronto per convertirsi ao Signore? É quando tu não ti senti pronto, é lì che tu deve convertirsi ao Signore. Perché lì comincia una nuova storia. É quando eu digo, eu não me sento pronto, ma io consegno la mia vita a Gesù e dirò a Gesù, adesso comincia un processo di trasformazione nella mia vita. E adesso comincia delle piccole e grandi conversioni nella mia storia. Io comincio a ravvedermi dei miei peccati e trasformazioni. È un nuovo modo di vivere e camminare, un nuovo modo di essere. Abbiamo delle conversioni ogni giorno, quando questa parola diventa pratica nella mia storia. La spiritualità
era nella trasformazione della loro vita, conversione. Perciò la mia spiritualità con il Signore è mettere in pratica la parola del Signore, piccole conversioni. Noi non possiamo continuare le stesse. Loro erano nobili perché permettevano che lo Spirito Santo portasse a loro delle piccole conversioni o di grandi conversioni. Quale area della tua vita che ancora tu vuoi controllare? È questa area che tu devi convertirti al Signore. Quale area della tua vita che tu senti che ancora tu stai camminando nella carne? È questa area che tu devi convertirti al Signore. Perciò la parola del Signore produce in noi conversioni, trasformazioni. E adesso che noi possiamo chiamare è la camminata della santificazione. Perché un giorno io posso presentarmi davanti a Dio come Dio sogna. Ma inizia quando ho deciso che Cristo venga a abitare nella mia storia per sempre. La mia arroganza tante volte non può essere troppo grande per impedire che la potenza della parola possa trasformare, o che la mia arroganza possa impedire che io possa arrivare alla croce di Cristo. E tante volte questa mia arroganza, prepotenza, io ho difficoltà di inginocchiarmi davanti alla croce di Cristo. E tante volte questa mia arroganza, la mia superbia, la mia prepotenza, io non riesco a inginocchiarmi davanti alla potenza e alla grandezza della croce. Questa mia arroganza mi impedisce tante volte di ravvedermi davanti alla potenza della parola del Signore. O Signore mi dà la libertà. O Signore mi dà la libertà di decidere per Lui. Ma l'autorità e la potenza è nella sua parola. Galate 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Che cosa dice dopo? Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, io vivo nella fede, nel Figlio di Dio, quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sono stato crocifisso. Tu puoi dire questa frase? Já sei crocifisso in Cristo Gesù? Adesso tu non vivi più nella carne, ma tu vivi nella potenza di Dio che Cristo abita in te? Io sono stato crocifisso. Adesso è con Cristo. Essere nobile è quando io non sto resistendo più alle azioni della parola del Signore. Essere nobile, la parola dice e io vado. Amém? L'ultimo punto, versetto numero 13. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunciata da Paolo anche a Bereia, si recarono là agitando e mettendo sottosopra la folla. I fratelli allora fecero subito partire Paolo, conducendolo fino al mare. La città di Bereia sarebbe come una Treviso. Non era vicino al mare, ma non era lontano dal mare. Che cosa stava succedendo adesso qua? Paulo stava predicando, stava insegnando, la gente si convertiva, la gente stava vivendo una esperienza. Qualcuno ha inviato un WhatsApp lá di Bereia a Tessalonica, ou qualcuno di Tessalonica ha risposto, quello gruppo là, sta succedendo qualcosa a Bereia, la stessa cosa a Tessalonica, andiamo là. E lá di Bereia dicevano, venite qua perché sta succedendo qualcosa strana, perché stanno insegnando l'altra cosa. E adesso cominciano a persecuzioni. Paulo sapeva di questo, Sila sapeva. Loro erano dell'altra stirpe, come possiamo dire in italiano, dell'altra farina, no? Come si dice? Ossia, la chiesa di Bereia è dell'altra storia. Loro erano nobili. Quando hanno percepito la situazione di Paolo, che cosa fecero con Paolo? Hanno incrociato le braccia e dicevano, potete uccidere Paolo. Che cosa fece questa comunità con Paolo? Hanno protetto, lo hanno accompagnato fino al mare. Paolo poteva andare a Atena per terra, ma per protezione hanno portato al mare. Loro hanno protetto la vita di Paolo. I fratelli allora fecero subito partire Paolo e è interessante, loro hanno condotto fino al mare per avere la sicurezza. È quando tu porta un amico all'aereo e che tu vuoi vedere, è salito. Ciao. Loro hanno condotto Paolo fino al mare. Loro stavano portando lui lì con sicurezza.
ou se aquela comunidade estava protegendo quello che hanno trasformato la loro vita. Quando c'era un rischio, loro non soltanto lo fecero partire, c'era un rischio. Portiamo lui fino là per protezione. E subito Paulo hanno condotto fino al mare e dopo Paulo è andato ad Atena pelo mare, per una protezione in modo che in quella nave non entrasse nessuno che poteva uccidere la vita di Paulo. La chiesa di Berea aveva questa caratteristica, erano nobili, perché aveva la priorità al regno di Dio. Perché loro volevano vedere adesso che questo messaggio potesse essere diffuso non solo a Berea, ma dappertutto. E chi stava portando questo messaggio? Paulo. Noi non possiamo rischiare e abbandonare questo personaggio che sta portando il messaggio del regno di Dio. Perciò noi dobbiamo proteggere queste persone che stanno portando il messaggio del regno di Dio e che possano andare ovunque sia. È il senso della protezione e della cura. E noi dobbiamo prendere cura. Qualche settimana fa, io penso che è stato Emanuele che ha predicato qua, o Samuel, Emanuele, no? E anche dopo Samuel ha predicato con Eliana e Beluno, lo stesso messaggio, quando c'era una coppia che stava proteggendo Apolo. Ossia, o quanto è importante proteggere questa gente, ma non è solo proteggere la persona, è proteggere il messaggio che quelle persone stavano insegnando. Ossia, a protezione a Apolo di quel momento di Priscila e Áquila é porque Apolo potesse predicar o messaggio più avanti in modo più puro. Proteggere a Paulo é que Paulo potesse continuar a predicar o messaggio, que é o messaggio novo do reino de Dio. E nós dobbiamo vedere le persone che noi dobbiamo proteggere in modo che possa continuare a predicare il Vangelo. Perché di solito le chiese hanno dei missionari. Sono le persone che noi inviamo dappertutto per predicare il Vangelo. Ma non basta dire andate di là e noi staremo in preghiera di qua. Andate di là, ma noi staremo proteggendo a te che state predicando il Vangelo. E lui starà facendo un resoconto della storia portando di qua, di quello che starà vivendo qua, ma là, e noi staremo proteggendo la sua vita. È questo il senso della protezione. Loro erano più nobili perché stavano proteggendo non solo Paulo, ma stavano proteggendo la parola del Signore. Io devo amare questa parola, io devo coinvolgermi con questa parola, io devo vivere questa parola, io devo proteggere questa parola. Loro erano nobili perché invece del silenzio, loro stavano in protezione con quello che stava predicando la parola. Era questa chiesa di Berea. Perciò che loro sono andati fino al mare per dire Paolo, di qua è più sicuro, va avanti. E dopo lui è andato a Atena, dopo lui è andato a Corinto e lui dopo continuava a predicare il Vangelo. E è interessante che lì sono rimasti Sila e Timoteo, che dopo sono andati a trovarsi con Paolo a Corinto, perché la parola continuava a essere predicata. Che questa chiesa possa amare questa parola e proteggere sempre questa parola e rischiare la propria vita perché questa parola possa essere diffusa per tutta l'Italia e non solo Italia. La Chiesa deve amare questa parola. Quanto noi dobbiamo imparare a essere nobili, una vita nella parola, nell'autorità di trasformare la mia vita, ma una vita che noi possiamo continuare a diffondere. Quanto è bello quando la parola viene per me, ma quanto è prezioso quando la parola va agli altri. Dove tu abiti, dove tu lavori, la parola deve essere proclamata, annunziata e che noi possiamo continuare a proteggerti in questo impegno. Amém, Chiesa? Noi saremo nobili quando la parola starà trasformando la nostra vita. Noi saremo nobili quando noi stiamo esaminando la parola. Noi saremo nobili quando stiamo diffondendo questa parola e proteggendo quelli che stanno diffondendo questa parola. Perciò preghiamo uno per gli altri. Amém, Chiesa? Preghiamo? Quale area della tua vita oggi tu senti la sensibilità che ha bisogno di una trasformazione? Quale parte della tua vita tu hai una resistenza alla parola, all'autorità della parola? Quella comunità di Berea ascoltava, esaminava, viveva. E c'era delle conversioni.
con la comunità di Berea non poteva continuare lei stessa dopo la potenza della parola. Che sia questa comunità, la tua Chiesa Battista Agape a Treviso. Nostro Padre, la tua parola è l'autorità. Tu ci hai dato delle persone, oh Padre, che sono stupende, che vivono questa parola, che obbediscono questa parola. E che noi possiamo, Padre, continuare a essere nobili, a essere trasformati, a proteggere, a sostenere quelli che stanno predicando, manifestando la parola ovunque sia. Loro erano nobili. E grazie, oh Padre, perché tu hai lasciato questa storia di Berea, in modo che noi anche possiamo essere nobili, come loro. Tu ci hai insegnato. E che questo principio sia nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Ci hai detto a tuo fratello? Che bella sfida di essere nobili, no? Che bella sfida. Possiamo essere nobili. Possiamo essere nobili. Che quando la parola possa arrivare a noi, trasformare la nostra vita. E se tu senti che tuo fratello sta un po' resistente alla trasformazione, lascia che lo Spirito Santo ti guidi. Lascia, ma permette una profonda trasformazione nella tua storia. Amen? Cantiamo? Quale cantico? Cantiamo insieme al Re, offriamo insieme al Re, momento di offerta, momento di decima. Ringraziamo tutto quello che il Signore sta facendo con la nostra comunità in questa area. Siamo grati a Dio e che noi possiamo continuare a offrire e mantenere questa preziosa opera qua. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, adorare e lodare il nostro Signore? Ancora fa caldo, ma non c'è nessun problema. Possiamo offrire, cantare e vivere questa esperienza di offerta al nostro Dio. Ok? Maialini è per l'opera missionaria che stiamo sostenendo. Il decima offerta è la nostra responsabilità. Facciamo con gioia, ok? Cantiamo insieme al Re, ci chiniamo e adoriamo
insieme cantiamo, insieme cantiamo. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore. Signore, grazie per questa mattina, Padre. Grazie perché tu ci dai sempre l'opportunità di ascoltare la tua parola, Padre. Ti ringrazio perché noi siamo in un paese in cui non siamo effettivamente perseguitati. Noi possiamo comprare una Bibbia, possiamo leggere la tua parola, possiamo innamorarci della tua parola, Padre, per rendere questo strumento, Padre, per capire cosa tu vuoi da noi, Padre. Ti chiedo che possiamo ricordarci di questo durante la settimana, Padre. Ricordarci che noi abbiamo sì lo Spirito Santo, Padre, noi abbiamo sì i fratelli che ci possono parlare attraverso di te, Padre, ma noi abbiamo la parola che è sempre stata quella, Padre, e che è quella che tu vuoi che noi leggiamo, è quella che è stata scritta da tante diverse persone, Padre, quella che è e sempre sarà, Padre, la tua parola, una parola viva, Padre, non una parola morta. E ti chiedo che noi possiamo sempre di più volere leggere, Padre, questa tua parola, Padre, questa lettera d'amore per noi. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, vedi Emerson. Gli avvisi, domani noi faremo due cose qua in chiesa, ok? Alle 19 noi faremo un incontro con tutte le persone che vogliono lavorare con la Lodi, dalle 19 alle 21, ok? Giovani, adolescenti, adulti, tutti. E alle 21 noi faremo la stessa esperienza che abbiamo fatto un mese fa. Finiamo questo incontro e dopo noi saremo in preghiera qua per tutta la chiesa, ok? Così domani dalla 21 in poi tu puoi venire qua se tu non fai parte della Lodi e staremo in preghiera qua fino alle 23, ok? E dopo o Emerson che è qua offrirà un gelato a tutti quelli che saranno presenti, ok? Amen. Amen. Ok. Allora, prima di fare questo richiamo ancora, volevo tornare a circa 18 anni fa, non pastore? Marcello è qui, Jacqueline, Riccardo, sa molto bene quello che vorrei dirvi adesso, raccontarvi. So che è difficile, tutti noi abbiamo i nostri problemi, i nostri impegni, il nostro lavoro, non è facile servire a Dio quando abbiamo poco tempo disponibile, ma la parola di Dio dice che dobbiamo creare il nostro tempo, che abbiamo ascoltato oggi, che dobbiamo avere il nostro rapporto con Dio. E mi ricordo molto bene che uscivamo dal lavoro verso le 6, 6 e mezza, ci trovavamo a 7 e mezzo in chiesa. Loro, Gabriele, la Monique, la Larissa, erano tutti piccolini e stavano lì con noi quando potevano, no? Nel caso della Monique era costretta perché i loro genitori erano lì, stavano lì con noi fino alle 10 di sera e tante volte non mangiavamo neanche, mangiavamo solo quando arrivavamo a casa dopo. Questo è un sacrificio che lo facciamo sempre per amore al nostro Dio, per amore a pensare alla nostra Chiesa. Dobbiamo essere sottomessi, sì, alla parola di Dio, sì, ai nostri pastori, ma pensare in un bene comune alla nostra comunità. Perché come abbiamo ben visto, quello che stiamo vivendo e vedendo fuori è che i tempi si sono accorciati e che la Chiesa sta adesso aumentando il modo di essere perseguitata dal nemico che è già stato decretato che lui ha il suo posto, ma lui non smetterà mai. Quindi vi richiamo, voi che fate parte del gruppo di lode, coloro che magari sono interessati, ma sono stonato, non so suonare, vieni a informarsi, perché tanti di noi abbiamo delle
doti, dei doni, che siamo lì seduti e possiamo sfruttare questa cosa e donare questi doni al nostro Signore. Quindi vi chiamo quel cuore pieno di allegria. Se voi avete difficoltà, ci invia un messaggio, cerchiamo di trovare un modo di stare tutti insieme, ma è importantissimo lunedì radunarci insieme al nostro pastore, insieme a coloro che sono più anziani, insieme possiamo fare molto meglio che da soli, con un solo pensiero, con una sola mente rinnovata del nostro Dio. Grazie del vostro impegno, grazie di ciò che stiamo facendo, perché sono nei momenti più difficili che facciamo vedere veramente chi siamo noi. Amen. Amém. E é bello vedere, no? Oggi i giovani e adolescenti stanno prendendo cura. Sabato avrà delle due cose bellissime. Venerdì, sabato e domenica cosa c'è? Campeggio. Siamo con quasi 40 giovani, senza adolescenti. Bellissimo, meraviglioso. Io e il Pastor Alessandro, quando abbiamo cominciato a pensare in questo campeggio dei giovani, abbiamo pensato 15 a 20. Siamo quasi 40. Alleluia. Alleluia! E chi farà o culto alle ore 19 sabato qua? Soltanto lì? Solo gli adolescenti. Così la lode e loro faranno tutto il culto, solo gli adolescenti. Non ci sarà neanche un giovane, ok? Così è una bella esperienza. Gli adolescenti staranno facendo un culto qua ao nosso Signore. Quanto è bello. Se tu sei un adolescente e invita i tuoi amici e i tuoi nemici per stare qua sabato, che potete riempire questa sala e far vedere ai giovani. Anche noi possiamo, ok? Così sarà una bella esperienza sabato. Ok? Prossimo avviso. Ok? Già c'è lì. Convegno di coppia. Ok? Patrícia, Clélia, ok? Sono responsabili che in questo periodo c'è qui di più la Jennifer. Ok? No, já stiamo non so con quanti iscritti, io penso una trentina, no? O di più, coppia. E oggi facciamo l'altra organizzazione, incontro, e convegno di coppia a ottobre. L'altro avviso, finito. 9 settembre, rallegrati, a chiesa qua, Progetto Vita qua a Ponzano Veneto, ok? Così saremo lì anche tutti i nostri giovani, adolescenti, andiamo là alle ore 18:30. Quello sabato non ci sarà il nostro incontro qua, ok? Ah, non so giovani? E tutti gli adulti? Ah, ok, va bene. Tutti gli adulti in questa ala qua potete venire, né? Ok. Ciao. Buona domenica a tutti. Che Dio vi benedica e grazie per il vostro stare con noi oggi qua.